abbiamo anche Luca Mertens. Mertens, chi c'è là? Non so meglio lo spiegazione là. Diminuiscono addirittura, non voi che siete là, assolutamente, ma diminuiscono quegli iscritti al canale Telegram, completamente pazzi. Non vi spiego una cosa. Allora, amici belli, dai, divertiamoci. Venite a divertirvi insieme a me, perché non si capisce niente. È chiaro che, vedi, io come fa? Io mo devo spegnere il cellulare, però poi me ne devo pure andare, quindi devo ricevere una telefonata. Sarà difficile, sarà dura, e come leggevo, sarà dura pompierare, ma non pompieriamo. Oggi non pompieriamo niente, godiamoci il percorso. Io una cosa che vi dico sempre è: godetevi il percorso, e questo fa parte del percorso, e godiamocela. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? E chi se ne frega? Va benissimo. Allora, io devo dare un bacio a tutti. Nessuno ha detto triplete. Alessandro, calma, vedi che poi dopo mi sento male. Nicola, Mario, Fulcro, che poi devo vedere queste fotografie, queste cose, mi devi far sapere. Ci sentiamo male tutti, siamo fiammiferi, li abbiamo demoliti piano, sì, poi esatto, possiamo partire da questo. Alessio Marigliano. Allora, io correndo su, in descrizione trovate il canale Telegram che serve per le notifiche. Lo so che ogni tanto Telegram ti mette in mezzo dei link che non mi interessano, ma voi, se poi mi volete bene, fate le cose belline e lasciate i like su questa live e sulla reaction, perché io ve l'ho spiegato che i live servono per la partita successiva, e lo vedete che poi funziona, perché siete stati bravi quel video dove io poi parlavo della Lazio e così, siete stati bravissimi a mettere i like, che arriviamo a 1.300, una cosa del genere, e vedi che poi funziona. È una roba veramente fantastica. È qui che si gode, sì, amico mio, amica mia, avatarria. E stasera, Giacomo, non lo so, io ne vorrei 4.000. So che sono difficili, ma per una questione proprio che stanno tutti tutto quanto fanno il live Coppa YouTube, e quindi rompono un po' le uova nel paniere. Ma Michele D'Ambrosio, devo ringraziare Michele D'Ambrosio immediatamente. Godo! Punto esclamativo. Tra l'altro Mertens, perché poi devo parlare pure di Mertens. Anghissà, Lobo, Zielu, top centrocampo ever, annichiliti, partitone, Kim e Rachmani enormi. Che partita Rachmani che fa, mamma mia. Troppo felice per Ciolito, mi sono emozionato, e su Ciolito penso che se non avete versato una lacrima o quasi, cioè gli occhi gonfi di lacrime, non siete tifosi del Napoli, non siete simpatizzanti dell'Argentina. Tra l'altro l'Argentina c'era scritto Italia-Liverpool, cose strane. E quindi andiamo avanti, e vorrei leggervi tutti, e vorrei togliermi la soddisfazione. Mi sono mangiato il fegato, sono felice. Bravo Giovanni, dobbiamo essere felici oggi, ragazzi. Mario, Waynes, il centrocampo del Real Madrid, sì, è stato un centrocampo straordinario, ragazzi, mi sono piaciuti veramente tutti, anche Meretta ha fatto una grande partita. Forse, se proprio vogliamo, c'è un forse, se proprio vogliamo, e nella reaction, se non l'avete visto, lo vedrete, c'è un forse, se proprio vogliamo. Cioè, va Virgilio Bandiera, fermi tutti, perché devo ringraziare i miei supporters straordinari. Amici, per favore non alzate la voce, se no mi svegliate, sto sognando, troppo bello. Vittoria storica, vittoria roboante, vittoria che annichilisce, vittoria che fa tornare anche carichi di una certa meraviglia i tifosi, no? Perché poi non ho avuto modo di parlare, se volete poi ne parliamo, di tutta quella questione del Liverpool, dei tweet, della risposta di Klopp, eccetera, eccetera. Per me Klopp la risposta l'ha detta proprio bene, l'ha detta proprio bene. Se tu non hai altre domande e vuoi fare un titolo perché non sai che domande farmi, io non ti rispondo, perché non lo devi dire. Ed è giusto così, perché vabbè,
Il tweet del Liverpool dà fastidio, e questo lo possiamo dire, si può evitare anche perché vediamo cose in tutta Europa, in Olanda fanno quel macello, senza dubbio dà fastidio, ma alle volte poi vedi il karma, alle volte tu dici forse era meglio che rimanete in albergo, eccetera eccetera, e in albergo sono rimasti i giocatori del Liverpool. Diego Pugliese, fatemi recuperare un abbraccio a Rita, segnatevi questa partita, segnatevelo, segnate tutto. E Diego Pugliese, che cosa è successo stasera? Non puoi pompierarmi, I'm on fire. E che ti devo pompierare, Diego? Possiamo mettere tutti i pompieri di Vigiù, i Grisù, il pompiere, ma è impossibile. Dries Mertens con la buitoni di Maradona che esulta come un pazzo. Sono cose belle. Io la bellezza, capito? La bellezza mi interessa, perché siamo partiti con un Napoli con una cosa non bellissima. Tore Falanga esagera. Tore Falanga vuole esagerare e ha esagerato. E allora andiamo a vedere, andiamo a ringraziare anche Tore Falanga che va di giallino. Ma dobbiamo svegliarci? No, calma fa. Volimo su Mertens con la Buitoni, Kvara, Anghissà, Bobotta, Kim, Zielo, Simeone, Osimhen, Rachmani, Meret, Di Lorenzo, Olivera, Politano, ciao. Diciamo che hai fatto quasi come si dice, una classifica più o meno delle prestazioni, e ci può anche stare, e ci può anche far ridere che in questa formazione ideale comunque c'è Mertens con la Buitoni, ma poi faremo un po' di approfondimento su tutte le prestazioni, perché forse è giusto che poi sì, Politano, Olivera mi piace molto normale. La normalità a volte in un difensore è importante, e ringrazio anche Giovanni Cirillo senza neanche messaggio, con supporto, con amicizia, con carineria, con bellineria, supporta il canale, e ringrazio infinitamente anche Giovanni. Tutti bene, cambi e non tutti. E sabato Simeone titolare probabile, perché vediamo cosa si è fatto Osi. Voi se avete notizie più precise me le fate sapere. Io ero su Paramount, quindi non ero nemmeno su Amazon, perché Amazon in America, Amazon.com, lo store del Napoli ancora non funziona, siamo a quello dell'anno scorso, ma va bene, ci arriveremo a tutte queste piccole cose, a fare la società grande quanto in questo momento è la squadra, ci arriveremo probabilmente. Devo dire una cosa cattiva, ma la dico più tardi. Simeone, perché essendo su Amazon è Lozano, che forse non veniva, Francesco Gervasio, e questo è il momento in cui io poi organizzerò finalmente, ci riuscirò tra domani e dopodomani, insomma, l'asta per il fantacalcio dedicato agli abbonati, e quindi tutti gli abbonati mi scrivessero in privato ancora, molti di voi già vi ho segnato, ma tutti gli abbonati che ancora così, tutto si svolgerà su Telegram. Ecco perché voi dovete essere anche iscritti a Telegram, e ci divertiamo moltissimo con un po' di così. Saluto anche Angela Torre, scorrono veloci tutti i messaggi. Francesco Gervasio, è un piacere, scrivimi su Telegram così ti posso aggiungere. Si iscrive Antonio Tascione, che pure è buono, così si sblocca tutta questa roba qui, e ringraziamo a sta fantacalcio, il fantascarso. Attenzione, perché Giovanni ribatte se stesso con il messaggio: ma non serve un messaggio, è il minimo per supportare una persona squisita come te. Forza Napoli sempre. E io non posso far altro che ringraziarti, sono contento di averlo beccato comunque il messaggio, perché siete tantissimi e alle volte mi dispiace anche non potervi leggere tutti, ma vedo pochi like. Quanti ne sono, ragazzi? Perché dobbiamo essere già come minimo a 250. Ma vai, cioè fatemi sapere, organizzatevi. Luigi Rocco, per esempio, ma questo è un ritorno del grande Luigi Rocco, è un ritorno gratitissimo, grande Luigi.
Bentornati, si sono imbriacati anche gli XG. Ah, certo, sono drogati, È chiaro che queste prestazioni drogano gli XG. Calcio europeo, questo significa giocare a calcio. Guardatevi le altre italiane, guardiamoci il Napoli oggi. Questa sera il Napoli ha dimostrato che anche il calcio napoletano, non italiano, è forte. È pure una giusta considerazione, anche questa. Perché mi dicono che l'Inter ha perso, ovviamente con il Bayern, però la Juventus con il PSG, e mentre il Milan ha pareggiato. È quasi rullo, è quasi rullo proprio, è quasi rullo. E Alberto B, stasera niente caffè ma un whisky inglese, bevuti, ce li siamo bevuti, Alberto. Levitan Blue, ce li siamo bevuti. Claudia Romanetti, per serate come queste che si ama questo sport e questa mai. Esatto! Esattamente, oggi ci hanno dato per l'Italia, sì, l'ho visto, Italia-Liverpool 1-0, era una cosa così, solo 102, Bepi intervieni, Bepi fai quello che devi fare, facciamo tutte le cose belline, dobbiamo arrivare a 200 like immediatamente, se no leggo solamente gli abbonati. Stasera niente caffè, ecco qua Alberto, l'ho beccato. Halma, vuole la Halma, Lionel, pompieriamo, grande partita, negli spazi siamo devastanti, vediamo gli XG. Allora amico mio, purtroppo non ho subito a disposizione gli XG della partita perché il sito che di solito uso per queste statistiche si occupa specificatamente dei campionati, delle 5 leghe, quindi non ho, devo trovare gli XG della Champions League e li troverò, e per domani ce li vediamo. Dimmi che preferisce tra Mario Rui ed Oliveira. Allora, Mimichino, vi devo dire la verità, Oliveira tra l'altro protagonista in alcune delle azioni che poi hanno portato il gol, quello che poi porta al tiro è Oliveira che caparbiamente poi serve Kvara fa le sue finte, la palla arriva a Zielinski che tira e fallo di mano. Oliveira mi è sembrato, e capitemi quando lo dico, molto normale, cioè un degnissimo terzino che può fare il suo lavoro, che fisicamente ci sta, è bello tosto, è chiaro, nel pompieraggio generale io vi devo aggiungere che Salah era in serata no, era una salata no, era una serata no, addirittura palle semplici quando era da solo da stoppare che non riusciva a stoppare, quindi capita la serata no e che ci è andata bene. Per Oliveira mi è sembrato molto normale, meno caratterizzante del ruolo perché già sai che Mario Rui farà delle cose specifiche, un po' più normale, ma non è detto, perché il normale è quello che alle volte serve. Vedi la partita di Rachmani definito dal mister, da Angelo Pierantoni, il mio mister, quanto è normale Rachmani in accezione positiva, perché il difensore che deve difendere senza fronzoli, e lo stesso ha fatto Kim, la palla viaggia sul fallo laterale, buttala fuori, va bene, esatto, senza fare nessuna cosa clamorosa, la butti fuori, ti riorganizzi, stai bello concentrato, e questa normalità per i difensori secondo me è un'ottima cosa. È un'ottima cosa. E salutiamo Polli, e salutiamo Salvatore, e salutiamo Mario Gessa, e saliamo con i like, perché dai, possiamo salire di più. Mattias Conte, Latte Più, che comunque nonostante una come si dice, una fede diversa ci accomuna, insomma, le variazioni di azzurro, è comunque sempre presente, io lo apprezzo molto. Kvara sostituito al 56esimo, tentativo di suicidio, dici la cosa cattiva promessa nella reaction. Allora ragazzi, questo sarà un tema, ovviamente, però insieme a Kvara lui sostituisce, vediamo in questo caso che aveva sostituito insieme a Kvara anche Politano, no? E quindi dovete capire che queste partite sono molto dispendiose, dovete capire che Kvara è uno di quei giocatori che Spalletti deve ancora capire al 100%, che probabilmente è uno di quelli che è meno mentalizzato degli altri a fare fase difensiva, quindi Spalletti ha un po' paura, un po' di quella paura che speriamo non ci costi nulla più in là e che non lo faccia arrabbiare, perché non lo so se ha avuto una mezza reazione Kvara, ma insomma è comunque decisivo in queste partite, lo stiamo vedendo performare bene, viene un po' anche insomma controllato, nel senso che poi se non lo fai
distruggere fisicamente, te lo ritrovi fresco, e questo lo faceva anche con Insigne all'inizio, dobbiamo ricordarlo, e poi è stato titolare inamovibile nel resto della stagione. Quindi calma, spero che i georgiani non se la prendano, spero che il ragazzo non se la prenda, e andiamo avanti. La cosa cattiva è che Napoli vince 4-1. Chi c'era in tribuna? C'era Mertens, bellissimo, questa non è la cosa cattiva. Chi è che non c'era? Questa è la cosa cattiva, ma bonariamente dici, allora che fa? No, perché non significa niente. Però guarda un po', quelle cose, quel pensiero positivo, quel friccico lì, quell'elettrizzante presenza, un po' come quando arrivò Maradona, vi ricordate che era contro la Roma e il Napoli, il fuoco eterno della grandezza, Mertens, la maglia a Puitoni, e poi non presenza. Tra l'altro, ma non fa niente. Francesco Perrone, che mi toglie da questo impaccio di questa cosa, che devo ringraziare, eccolo qua. Dopo stasera non mi riprendo più. Sarebbe bello analizzare la differenza netta del numero dei calci d'angolo, perché secondo te Napoli 3, Liverpool 11. Allora ti dico, perché il Napoli non credo abbia sfruttato molto le fasce, è andato molto centrale verticale, e loro con questa difesa altissima il Napoli o sfondava oppure niente, e si sono creati poche situazioni che poi hanno impegnato Alisson. Se andiamo poi a vedere gli XG probabilmente saranno specifici per questa partita. Il Liverpool andava più in fondo, e il Napoli secondo me a volte, anche per non correre rischi, sai, ti metti là, più che creare le cose e ripartire, fai un rimpallo e va in calcio d'angolo. Però è giusto, per una squadra che è forte e che ti attacca, è giusto anche così. E ringrazio anche Diego Pugliese, ancora, voglio cavalcare la polemica. In Italia non vinciamo perché siamo del sud, continuino ad insultarci, poi vanno in Europa e pigliano gli schiaffi. E come faccio a darti torto, Diego? Come faccio a darti torto in un periodo dove ne stiamo vedendo di tutti i colori, e che i famosi 4 imbecilli, forse le hanno arrestati, se sono solo 4, li hanno arrestati a Parigi nella partita Juventus Paris Saint-Germain Juventus, ne hanno arrestato 4 imbecilli. Se erano quei 4 solamente che ci dicono sempre, stiamo a posto, e non vedremo più saluti romani, non vedremo più discriminazione territoriale, insulti a Napoli anche in Paris Saint-Germain Juventus, ma anche in Spezia Bologna, li vediamo dappertutto. E se noi riusciamo sempre a rispondere con risultati sul campo, poi ci togliamo dei sassolini dalla scarpa. Non sempre però è possibile, quindi sarebbe il caso di punire questa gente, di sbatterli dentro per quanto devono essere sbattuti dentro, e poi ci pensano 2 volte i prossimi, però non lo dico. Se sai 60 minuti a partita, qua bastano per giocare tutte le titolari, bravo secondo me questo pure sta pensando, e poi comunque far fare un po' di minutaggio a tutti è giusto. Lasciate i like. Che ne pensi di Zerbin? Secondo me è entrato molto bene in partita e fa ben sperare in vista delle rotazioni. Sì, allora Zerbin in questo momento, secondo me, tra lui ed Elmas, Spalletti ha questa nuova arma un po' conservativa di 2 che possono comunque, perché sono votati all'attacco certamente, ma sono molto mentalizzati nel fare legna e nel rincorrere gli avversari. Se Napoli si mette bene con le partite, vedremo questi giocatori entrare a disposizione della squadra, e devo ringraziare anche Luigi. Comunque mi è piaciuto l'impatto di Zerbin, non era facile contro questo avversario in Champions, veramente veramente bene. Ha fatto un mezzo errorino che poi ha portato a quel colpo di testa di Diaz dove Meret ha fatto una bella parata, però l'errorino lo fanno tutti, e quindi non è che me la prendo con Zerbini. Ci sono altri di cui possiamo parlare, di cui ci possiamo prendere più collera perché hanno più esperienza. Rachmani Kim e poi la botta Ganghissà faccio, è vero, proprio vero. E ringrazio anche Francesco Gervasio, stasera si gode, non spompierà, no, ma infatti non c'è bisogno, è anche impossibile farlo, sono io esaltatissimo. Vincenzo Di Guida, sono stato il primo tifoso del Napoli di tanti like sulla reaction, hai detto che se non mettete 4.000 like non siete tifosi del Napoli. Vi amo amici bellini. Valerio ti leggo, sì che ti ho letto amico mio,
e ancora ricordo con affetto il nostro incontro a Napoli. Quel caffè mi resta nel cuore come te. Grande, grande Vincenzone. Vale, l'Italia dovrebbe ringraziarci per questa vittoria, siamo gli unici che abbiamo vinto 4-0, poi diventato 4-1, tutti zitti, quelli là, interisti e milanisti, quelli là, visto che non li nomini nemmeno, va benissimo. Un saluto a tutte le donne in chat, brava Rita, e grazie Polli, che ringrazia Francesco, e ringrazio Jacopo, Ciro 12° uomo, che bello. Che grande, che bellezza. Abbiamo fatto più tiri noi, 4 solo in contropiede. Certo, se tu poi ragioni, io dromedario, c'è il palo di Osimhen proprio a freddissimo, ancora ci dovevamo scaldare. Bella imbucata di Di Lorenzo, perché poi le voglio sottolineare tutte le cose di Di Lorenzo, perché fa anche delle cose ottime e delle cose un po' meno ottime. Ecco perché servirebbe un sostituto per farlo rifiatare. Poi c'è Zielu deviata, che poi diventa il rigore di Zielu. Poi Osi purtroppo, certo, se lo va a guadagnare lui, in bucata bella di Anghissà. Osi se lo va a guadagnare su Virgil Donati. Virgil Donati, buon batterista, chi lo conosce? Il batterista Virgil Donati? Sicuramente Torre Falanga. E niente, e poi sbaglia il rigore. Io non l'avrei mai fatto tirare a lui, ma come glielo togli il pallone a quello là? Poi c'è una punizione di Alexander Arnold e loro si cominciano ad affacciare. Kvara salvato sulla linea, anche questo è stato clamoroso, con Osi che aveva fatto l'impossibile. Salah facile, Meret, e poi il gol di Anghissà. Quell'1-2 straordinario con Zielinski. Virgil di testa ancora Meret, Elliott fuori, il Liverpool comincia a tirare la testa fuori, ma poi c'è il gol di Simeone appena entrato, con Kvara che gli fa l'assist, ancora cioccolati là, della determinazione del giovane che non vuole sapere niente. Che bello. E questo è solo il primo tempo, poi il secondo tempo con calma. Dobbiamo sfondare stasera 300 like, ma minimo. Luigi Rocco, grande Napoli, e felice di vederti Valerio, felice di vedere te Luigi, ti abbraccio forte, bentornato tra gli abbonati, poi vi riaggiungo a tutti i nuovi, a quelli che sono ritornati al gruppo, eccetera eccetera, e ci divertiamo. Comunque la società del Liverpool aveva ragione, Napoli è pericolosa, 4 colpetti. Questo poi i messaggi memorabellini di Emanuele Nasti, e questa poi è la bellezza di Napoli e del napoletano che con ironia riesce a reagire ai soprusi, è straordinario. Bello vedere anche il Napoli che gioca in maniera diversa. Oggi Catenaccio e contropiede, Catenaccio, però sai, un contropiede anche ragionato, possesso, vedi, azioni manovrate, una partita intelligente. Sì. Avevo visto anche il Mario Pirolla, l'ottimo Mario Pirolla, tra l'altro, che partitone. Ma se lo fanno pure a calcio da mio figlio che domani fa 5 anni, quindi ti lascio immaginare lo schifo. I cori, mamma mia, ricordo che vivo. No, vabbè, è veramente una causa persa. Qualcosa bisogna fare. Un abbraccio Cecilia. Luiz Diaz devastante. Sì, poi nel secondo tempo è salito in cattedra. Lazio di Zielinski e il calcio, dice Francesco Esposito. Aniello taglia la tela, da sottolineare il primo errore di Lobotka al minuto 84, e lì ci dimostra che anche lui è umano. Quando Zielu è ai suoi livelli, con la sua intelligenza calcistica, non ce n'è per nessuno. Ragazzi, lo sto vedendo anche mentalizzato a inseguire, Poi magari nel contrasto non sarà mai come uno pesante, Berami, per dirci, no? Che va pesantissimo addosso. Però già la sua presenza che va in pressing comunque è importante. Stanno facendo un inizio campionato questi 3 straordinari. Se per ogni 4 sciogli facessimo sempre 4 gol, staremmo a posto. Osi l'ho visto sorridendo, sì, bravo Jenny nel finale, poi è rientrato col cappellino storto, ha abbracciato Decibel, insomma era contento. Osi che si sente leader, che chiama il pressing in avanti, che vuole partecipare. Zielinski dipinto su tela, la belva, e qui la festa assolutamente, amico mio. Olivera, gran prestazione, Salah gestito bene, certo non la sua prestazione, ma comunque il giocatore è quello che è. Vedi come mi piacciono i commenti ragionati e maturi della mia community? È una roba fantastica. Driss con quella maglia è amore,
è amore, assolutamente. 8 esordi di altissimo livello. Purtroppo non ho potuto guardare la partita. Valerio, mi sai dire dove posso vederla in differita? Amico mio, io non so tu in Portogallo, io con Paramount Plus loro la partita la lasciano per qualche giorno e te la puoi rivedere completa. Se hai Amazon Prime forse, però non lo so se per il Portogallo è la stessa cosa, vediamo. Nel frattempo ti consiglio però di goderti la reaction, me lo tiri proprio da bocca. Non posso seguirti, sto lavorando allo stadio. Grande, del settore ospite, grandissimo. Sono di passaggio solo per il like obbligatorio per condividere con voi questa emozione incredibile. Grandissimo Angelo, sono contento di essere riuscito a leggerti. Buon lavoro. Fai attenzione perché i tifosi del Liverpool sono pericolosi quando sono arrabbiati, diciamolo anche per loro. Ma solo io mi aspettavo l'errore di Osi, non so, sembrava tutto troppo facile. No, pure io stavo un po' preoccupato. Ma per il fatto proprio che gli avevano scarpesiato il piede proprio destro. Anch'essa sentiva puzza di Premier e si è visto tra lui e Lobot che è insostituibile. Vale, non è che senza Fabian Zieno ha più libertà e si vede. Ma allora Antonio, questo è un bellissimo discorso. Io mi chiedo perché Antonio M non va a fare le domande in conferenza, che è molto meglio di quelli che sentiamo? Ma sono proprio domande bellissime. Allora, secondo me insieme Zieno e Fabian probabilmente non si sposano benissimo perché hanno caratteristiche diverse, ma come idea di calcio sono più o meno simili perché sono due che non fanno tanta legna. Fabian ha più fisicità, quindi partendo da più dietro può anche faceva, ad un certo punto è migliorato, ha fatto una buona stagione. Però in effetti si sposa proprio bene questo centrocampo a 3 con Zielu libero, perché poi io insisto, non vi fissate, non lo dico a voi che voi l'avete capito benissimo, ma dico più che altro agli addetti ai lavori, non vi fissate con il 4-3-3 perché questo 4-3-3 è molto fluido ed è molto ibrido, perché vedete, poi lo vedete meglio ancora nel secondo tempo con il Napoli in difesa. Guardate la posizione di Zielinski e vedete come sta vicino a Simeone. Quello è proprio il modo di difendere del 4-4-2 che è parente al 4-2-3-1. Quindi la libertà di Zielinski non è data neanche dalla mancanza di Fabian, ma dalla performance di Lobot, che anche sa, perché dove ti giri li vedi e stanno sempre là a tamponare e l'uno segue l'altro. Se Anghissà fa quel pressing dove lo deve fare, Lobotka con intelligenza si mette, è quello che sta dando questa libertà a Zielinski, che poi può tornare pure indietro. E io ringrazio Emiliano anche Emiliano con la Y, Emiliano, che pure potrebbe così. 301, ma si pompierà su si pompierà Angioletta, ho girato il link a Guido, non lo so perché comunque siamo ancora in piena stagione cinematografica. Poi ovviamente come gli impegni la VTRL li potrebbe avere anche Guido per quelle robe là di cinema, e quindi il rispetto del lavoro altrui. Vediamo se ci riesce a salutare, ma è anche colpa mia se non ci riesce, perché io anche sono di fretta e quindi se mi dovete dire le cose io spero di leggervi il più possibile, ma ditemele in fretta perché sennò poi non riesco a leggervi. Alessandro, ma lo possiamo dire che Alexander Altro non è arte sua difendere e che Klopp è più pazzo di Gasperini con quel pressing altissimo battuto dalle magie di Lobo Anghissà? Allora, che Alexander Arnold sia un terzino molto votato all'attacco non c'è dubbio, basti pensare che è lui che in una squadra come il Liverpool batte tutti i calci di punizione. Vuol dire che è uno che ha tecnica, vuol dire che è uno che vuole andare avanti, fare gli assist, fare i dribbling, eccetera eccetera. Ho visto su Paramount Plus ci facevano vedere degli errori del Liverpool di questo inizio stagione e ho guardato proprio Alexander Arnold e ho detto in reaction, e ve lo ripeto adesso, la cosa su cui noi possiamo puntare e sperare per questa partita di oggi è che loro siano un po' scarichi, un po' meno affamati di noi, un po' sazi. E capita, no? Quando il ciclo è lungo, quando tu non cambi mai allenatore. E ho visto Alexander Arnold
meno con quella foga, perché questa squadra qua, se poi non fanno tutti il pressing, si trovano con la difesa altissima e si trovano in difficoltà. Gomez a fianco a Virgil ha fatto una partita disastrosa, lo stesso Arnold è andato in difficoltà con Kvara, eccetera eccetera, quindi più che essere pazzo col pressing altissimo è che i giocatori devono essere mentalizzati a farlo come si deve, tutti insieme, e lì ti mettono in difficoltà. Altrimenti, se basta un granello di sabbia, un anello, in realtà non un granello, il granello della catena che si rompe, che si spezza, e non va bene. Devo ringraziare anche Manu Avvisati. C'è anche il principe dei Bellini, prova a pompiare lui la linea difensiva con i piedi sulla metà campo contro Osimhen, Kvara, e per cuori forti, destini fortissimi. Ringrazio Emiliano, ma vedi, poi c'è Giovanni Cirillo, ma devo beccare anche Manu Avvisati, eccolo qua. Zielinski 2 gol e assist, migliore in campo, se la gioca con Anghissà e Kim. Un abbraccio dal Brasile. Gaetano con questi 3 in mezzo così non giocherà mai. Considerazione giusta, Manu, purtroppo Gaetano non avrà spazio, ovviamente in questo momento. Ricordiamo che Dem è infortunato e ricordiamo che c'è un Ndombele da tenere presente, che comunque ha spessore internazionale, quindi con questi qua, poi se poi entra pure Elmas, se poi entra pure Zerbin, Gaetano è molto dietro nelle gerarchie. Peccato, avrebbe potuto andare a giocare, ma è un problema che ci porremo più in là. Sontuoso. Allora, il che fare potentissimo, ma mi sa che devo ringraziare ancora Giovanni, anche se è il nuovo leader in campo del Napoli, non c'è dubbio Alessandro, e eccolo qua Giovanni di nuovo. Mi tocca, io, Antonio e il nostro cane Diego andiamo a dormire. Buon proseguimento e forza Napoli sempre. Un abbraccio gigante Giovanni, a te, ad Antonio e al cane Diego, che non poteva chiamarsi in un altro modo. Giuliano Iannone, una partita. Tu mi dicessi, ma chiamami solo Giuliano. Una partita su 1 milione, il Napoli non può ripetere una simile prestazione per tutto l'anno, ma va bene così. Va bene così. E poi ci poniamo il problema alla prossima. Mottom per la UEFA, Zielinski, e quindi man of the match. Non è che non abbia capito, però mi piaceva dire Mottom. Luigi da Paris smorzare l'entusiasmo, ma lungi, ma il Liverpool sta messo maluccio quest'anno, è giusto dirlo, e l'avevo già visto in Premier, è finito un ciclo, per me dovrebbe cambiare radicalmente. Interessante questo messaggio di Antonio Dada, nel momento in cui viene esonerato Tuchel e non Klopp. Mentre si leggeva che dopo i primi passi falsi qualche tifoso del Liverpool metteva anche in dubbio Klopp. Ragazzi, gli allenatori, Klopp non è che è un allenatore che si può mettere in discussione. Se ti dicono viene Klopp domani, io saluto Spalletti, lo abbraccio, gli do un bacio sulla pelata e mi prendo Klopp, ma senza, anche se in questo momento sta in difficoltà, e uno vuole crescere. Però può essere che i cicli finiscono, può essere che a un certo punto tu devi rinfrescare l'aria dell'ambiente, dello spogliatoio, eccetera, eccetera. È indubbio. Contro lo Spezia non voglio cali di attenzione. Farei giocare Jesus al posto di Kim, Raspadori per Zielinski e Simeone per Osimhen. E mi sembrano 3 buone idee. Perché Rachmani una l'ha già saltata e abbiamo visto Ostigard. Adesso potrebbe essere il momento di Jesus per far riposare un attimo Kim, giusto, sapete chi non riposerà? Di Lorenzo. Non c'è dubbio, e rivedremo la stessa cosa dell'anno scorso. Vediamo come sta Meret, che ha preso quella botta, però non credo che ci sarà rivoluzione, perché quando poi si è fatta abbiamo steccato con il Lecce, e quindi Parco, un turnover giusto, ma Parco. Una cosa bellissima di questa partita: non ci sono state simulazioni. Bello Claudia, perdita di tempo e altre schifezze. Quindi si può giocare al calcio per 90 minuti. Applausi per Claudia, tutta la community subito. Anche io, Stefano, l'ho visto meglio. Più bella partita della storia del Napoli, sicuramente una partita che entra nella storia, sicuramente. Qua lo sappiamo. Troppo forti noi o troppo fuori partita ai Reds? Troviamo una via di mezzo, Mauro.
troviamo una via di mezzo, perché noi eravamo in partita, noi eravamo belli aggressivi e siamo stati bravi, anche siamo stati anche un po' i soliti, ne abbiamo sciupate un paio, però loro li ho visti un po' mosci, devo dirvi la verità, e quindi sotto questo punto di vista, vedi? Allora, attento che domani la sorpresa potrebbe arrivare. Non lo so, Alex, a chi si riferisce, vediamo se sei un tifoso del Napoli o meno, perché poi siamo pronti con i TVB. A un certo punto possono uscire. Che bello Simeone che si emoziona per il gol, anche bella la prestazione, un saluto, senza dubbio amico mio, lo sapevamo quanto Simeone ci tenesse, era contentissimo di venire al Napoli, a differenza di qualche altro che non era contentissimo di venire al Napoli, si è tatuato la Champions sul braccio, voleva segnare in Champions, voleva baciare, l'ha fatto dopo 5 minuti, è una cosa bellissima. Complimenti al Napoli e a Klopp, che per me resta l'allenatore più forte del mondo, sportività e consapevolezza dei propri problemi, e farà le sue considerazioni sul proprio futuro. Queste potrebbero essere anche dichiarazioni, che mi dici Pietro? Le aspetto dichiarazioni, se avete dichiarazioni di Spalletti le leggiamo, non c'è dubbio. Ho donato con messaggio su PayPal ma non arriva più la notifica. Carissimo Fabio, hai ragione, non so perché, devo sistemare. Fammi vedere, ti ho trovato e ti leggo. Van Dijk, ma chi è il numero 9 del Napoli? Mi fa male a capo. Gomez, ma chi è il numero 77 del Napoli? Mi fa male allo stomaco. Klopp, il portafoglio ce l'ho, il cellulare anche, l'orologio pure. Devo denunciare che si hanno pigliato 3 punti, dominati, ma sono incazzato. Con le piccole si deve giocare così. L'ottimo Fabio Versatile, che ringrazio sempre. Simeone mi ha fatto commuovere, e ringrazio anche Giorgio Mele che non manca mai. Abemus Kvara, proprio semplice, giusto, elegante, perché poi l'eleganza è la cosa importante. Le cose belle le abbiamo viste in campo, le cose meno belle le abbiamo viste fuori dal campo. Ma no, non vorrei nemmeno belli complimenti di De Laurentiis alla squadra, senza dubbio il tweet è bello. Bruno Incoronato, fammelo beccare, bellissima serata, centrocampo e fascia sinistra totali. Non sono d'accordo con il catenaccio, abbiamo fatto un calcio moderno, veloce, con imbucate intelligenti, vista la linea alta, sì, senza dubbio, calcio europeo a mani basse. Al gol di Simeone mi sono commosso, emozioni, comunque Kvara, lo dico da ora, diventerà un fenomeno. Levis o Lewis, tu lo dici da ora, io mi ero permesso di anticiparlo come intuizione, sempre con riserva, però mi è sembrato già dal precampionato, perché noi guardiamo gli highlights, ci facciamo un'idea, ma non significano niente. Quando poi li vediamo con la nostra squadra accanto ai nostri giocatori, contro avversari, anche contro stessi i nostri giocatori in allenamento, possiamo cominciare a farci un'idea. E Kvara mi ha dato sempre l'idea dall'inizio di uno che ha una marcia in più, che ha lo spunto, che ha il fisico, che ha il tiro, che ha pure probabilmente il colpo di testa e che ha quella mentalità da atleta che vuole arrivare affamato. Vedi, Giuliano si era dimenticato il like e ha provveduto. Avete fatto anche voi così? Perché se no me ne vado subito e vi faccio vedere. Vedi, Klopp ha dichiarato la sua squadra ritovisa facile al Napoli, non è stato il Napoli a fare una grande prestazione. Allora qui non ci dobbiamo offendere, ragazzi, ricordatevi che gli allenatori sfruttano anche le interviste per lanciare segnali ai propri giocatori, e questa è una risposta che Klopp dà ai suoi, deve anche dare conto alla sua proprietà, eccetera eccetera. Quindi non è che vuole offendere il Napoli, secondo me è proprio per strigliare i giocatori che non hanno cominciato bene la stagione. Questa non è la prima che steccano, l'avete visto pure in Premier, stanno un po' zoppicando, ecco perché esce questa cosa qui. Allora, finalmente ho visto un capitano caricare la squadra, abbracciare i compagni, dare loro pacche sulle spalle, un capitano che caccia la cazzina. Tra l'altro ho notato, avete visto quando Osi era infortunato, che aveva subito praticamente il pestone da rigore, e con una santa pazienza di Lorenzo, perché poi da terzino tu non è che sei centrocampista che stai sempre in mezzo, ti giri e stai in difesa, ti giri e stai in attacco. Da terzino devi fare anche questo, povero ragazzo.
Ecco perché nelle uniche cose sbagliate, cioè il gol di Diaz viene da uno stop di petto sbagliato di Lorenzo che sta in progressione centrale, riceve palla e la perde e poi segna Diaz. È giusto dirlo, è giusto sottolinearlo nell'analisi corretta e sincera delle cose che avvengono, però questo non si ferma mai. Più che prendermela con lui quando fa un errore, io me la prendo con la mancanza di un'alternativa. Mi rendo conto, difficilissimo, devi sostituire tutti quelli che se ne sono andati. Hai deciso in sede di mercato di affidarti a Zanoli, che chissà quante ne giocherà. Speriamo bene, ragazzi, magari un po' di mazzo e non c'è bisogno, e speriamo bene. Questa pure è una bella domanda. Il rigorista chi è? Chi se lo procura tira? Bella domanda. Al momento sembra così, un po' successo anche in amichevole con Kvara, con Osi, adesso Zielinski, vediamo, può essere, chi se lo sente in campo. L'avranno fatta questa domanda a Spalletti, ci farà sapere di più. Simeone è uno di noi, come era tenero durante l'intervista, veramente. E certo, Ciro Senior e Junior, oltre al posto, una roba straordinaria. Bruno, grazie infinite, grazie Valerio, analizzi il calcio come pochi su YouTube, io ti ringrazio infinitamente. Dove sei? Fatti beccare perché sennò... arrivano XG? 4,59, 1,7. Vabbè, sì, questi sono XG che poi rispecchiano bene i gol fatti, Sì, metti il like, Bobot, secondo me non te ne pentirai. Gli XG dovrebbero essere questi, però non sono tutto sicuro. Napoli 3, 0,80. Sì, più o meno, se confronti con gli altri, più o meno la media è quella. Occhio a dare per finiti i Reds, avevano fuori gente come Thiago. Tra l'altro avete visto quando è entrato Thiago, cambia proprio la musica a centrocampo, Miller che poi è subito ammonito, che poteva anche prendere la seconda ammonizione, ha dovuto giocare col freno a mano tirato. Più che Arthur, Thiago, Pep, secondo me, che fa proprio la differenza lì. Firmino ha fatto un pochino il falso 9 classico, ma forse con Darwin da Nunes dall'inizio, forse, non lo so. Eccolo qua. E grazie mille. Per me le mie sono intuizioni, credete. Io qualcosa l'ho imparata al guardare il calcio in un certo modo, e altre mi butto con molta umiltà. E se la becco, lo dico. Se non la becco, ascolto. Like a Beverone, ragazzi. Dobbiamo arrivare a 350 come minimo. Spalletti ha detto: sono contento, ma adesso non dobbiamo pensare che abbiano strabattuto il Liverpool e che siamo forti, dobbiamo vincere con lo Spezia. L'ho detto io a Victor di calciare il rigore. Interessante questa cosa qui, anche per togliere un po' di pressione a Osi. E ragazzi, voi lo sapete, io con Spalletti sono andato d'amore e d'accordo fino a un certo punto l'anno scorso, poi l'ho capito un po' meno. Stiamo andando ad amore e d'accordo adesso. Dobbiamo vincere con lo Spezia, è molto importante, e tra l'altro non è una partita banale, perché è una squadra che storicamente, non solo l'anno scorso con Spalletti ma anche con Gattuso, ricorderete, e quindi è una squadra che dà fastidio al Napoli, e lì poi voglio vedere, leggi lui, gioia vera. Da Juventino devo dire, Leonardo, me l'ero perso? Mi ero perso uno Juventino sportivo? Che peccato, lo recupero. Comunque lo ringrazio, e grazie a Jacopo per avermelo segnalato. 400 like, bravissimi, mentre tutti si stanno ubriacando a Napoli, bravi. Si possono alternare due moduli senza dubbio. Nel 4-3 lo puoi vedere tranquillamente a sinistra al posto di Kvara, lo puoi vedere anche a destra. Non lo amo sicuramente a destra, perché poi ha soluzioni più di cross e meno di tiro in porta, ma forse più è abbastanza ambidestro, che ce l'ha fatto vedere uno spunto e poi col tiro col sinistro. Spadori lo puoi vedere anche prima punta nel 4-3-3. Non ho fretta, questa è una risposta che davo per Rachmani. Non ho fretta di vedere Rachmani, non ho fretta di vedere Lobotka, vi davo la cosa. Adesso Lobotka come lo toglia?
succede sempre un momento di infortuni e li devi utilizzare per forza, quindi non ho fretta. Questa cosa come lo inseriamo non mi dà ansia. Rafael, hello, I'm from Georgia, Kvara Show in Maradona Stadium. Yes, yes, yes. And please, Rafael, tell your friends to not get, mad or angry if Kvara is like it goes out of the field around 60 minutes of game. It's fine. It's fine. He doesn't have to get injured, so we're gonna save him. Like save him. It's destroying the defense, and then salviamo, and then we can use him next time. So tell your friends, and we're good. We're all good. Ho visto un Meret diverso e mi è piaciuto. Vabbè, avete capito, insomma, no? Che non se la devono prendere i georgiani se viene sostituito, perché è tutto a posto. Ce lo conserviamo. Ho visto un Meret diverso e mi è piaciuto. Si è fatto sentire con Diaz e ha fatto uscite di personalità. Sta cambiando e in meglio. Speriamo che sia bene sulla strada giusta. Sul rigore doveva essere ammonito. Ah, già là. E in effetti sì, meglio vincere con 2-2, sì, Pasquale, senza dubbio, però poi c'era pure un altro paio di falli nella fine del primo tempo che potevano essere sanzionati. Questa partita entra di diritto nella storia. Stay home. Secondo te sono più i meriti del Napoli o i meriti? Sei più contento per la vittoria o sei più preoccupato che poi non la abissi? Antonio, metà e metà. Siamo d'accordo? Stringiamoci la mano, guardiamoci nell'anima, metà e metà. Metà e metà. È stato un grande Napoli ed è stato un Liverpool non all'altezza del Liverpool che conosciamo. Secondo me si può dire. Risentimento muscolare, e secondo me questo era più o meno quello che si diceva, affaticamento che poi diventa risentimento. Potrebbe essere il momento di Simeone da titolare. Vedrete certe giocate in velocità, vedere certe giocate non apprezzo, rispetto alle altre italiane siamo molto più in alto, e questo potrebbe anche farci riflettere sulla preparazione di Spalletti, che di solito porta le sue squadre a partire molto forte, poi piano piano meno. Ricordiamoci tutto, ricordiamoci che l'anno scorso ne abbiamo vinte 8 consecutive, ricordiamoci che è un campionato particolare dove ci sarà sicuramente un richiamo di preparazione, quindi dobbiamo capire quando si fermeranno i campionati a novembre per il mondiale, maledetto mondiale, lì gli amici bellini vi faranno sentire il loro supporto, perché non ci saranno like da mettere, io dovrò inventarmi delle cose. Lo so, Giovanni, infatti dobbiamo stare molto molto attenti. Su Kvara, oltre alla tattica e alla velocità, cosa ne pensi della capacità di giocare con calma, aspettare i compagni che escono dal fuorigioco e risalire? Allora, mi è piaciuto tanto quando ha capito, ha intuito, ha visto che Osi era in fuorigioco e ha aspettato, e non la perde, perché ha qualità tecnica, più che calma è proprio qualità tecnica quella là, che sa rinascondere il pallone, se lo porta in giro non lo perde e alza la testa per smistarlo bene. E Baby, sì, no, hai ragione, proprio da vendere, e devo controllo tutte le cose belline, sì, anche senza dubbio, anche perché tu dici Lozano non sta proprio performando tantissimo, Politano così e così, Politano meglio probabilmente di Lozano in questo periodo. Quindi il Lecce può vincere la Champions, fa bene Tore a ricordarci anche, ma allora se poi il Lecce ferma il Napoli e il Napoli batte il Liverpool, poi il Lecce batte il Liverpool anche loro, e non è così ovviamente che si vede il calcio, è per questo che poi tutti i paragoni, Milan ha pareggiato, Mucchilli là, però poi a Dinamo Zagabria ha battuto il Chelsea, allora cosa fa? Non si vede così il Napoli, ogni partita fa storia a sé, e il Napoli storicamente è capace nelle belle serate di Champions, il Napoli bello di notte, il Napoli così, il Napoli così, è capace di fare grandi prestazioni e di grandi exploit che ci fanno divertire, che ci piacciono e ci fanno godere, per alcuni ci fanno anche illudere. Parliamo, scudella, il momento giusto, è l'anno giusto, poi scudetta o il triplete, Alessandro. Io sono un po' più prudente, ma perché sapete perché? Perché poi godo di più. Io oggi, quando la partita, ero meno teso del solito, perché se Napoli avesse perso
Ma chi gli veniva a dire però con Liverpool devi fare la partita? Questa è una di quelle partite dove il Napoli non ha niente da perdere. L'affronta a viso aperto, sta lì concentrato, a zanna, riesce a far gol e ci divertiamo di più. Se invece pensiamo che teniamo quella cosa addosso, dobbiamo vincere, quell'anno giù, secondo me facciamo del male a noi stessi, se poi non accade, e ai giocatori. Quindi un abbraccio al fussarrista, un abbraccio fortissimo e una grandissima serata, e ti abbraccio forte. Continuiamo con lo Spezia e poi Glasgow, poi si vede. Purtroppo sono solo i 3 punti al momento, speriamo solo Osi non stia fuori troppo. Esatto. Allora, Anghissà ha messo le pallucce, diciamo, in testa a tutto il Liverpool. Kvara ha intascato Arnold e Gomez. Ora voglio vedere cosa dicono su Kvara. Ma chi dice niente? Anzi, secondo me si sta esaltando già troppo, e la paura, e qualcuno me lo scriveva nei messaggi, che se lo comprano a gennaio subito. Io avevo addirittura paura che se lo potessero comprare prima che chiudesse il mercato, perché già stava facendo vedere delle cose importanti. Ma è così, scusate, io devo pure controllare, perché devo andare anche a faticare ad un certo punto, e devo stare attento. Il criceto, vedi, perché mi mandano gli amici, mi mandano cose, spettacoli. Il campo non si vede perché poi diventa tutto il verde. Maradona. Ci sarà da godere, domani continueremo a godere a lungo. Zielinski is another player this year, impressive, Perry Leary, it really is, but ricordiamoci, let's remember that Zielinski is always this good, and sometimes Zielinski fa spesso partite così buone, and sometimes he disappears for like a moment in the game or for a couple of games. Zielinski is always like that. Zielinski è sempre così, ci fa vedere cose incredibili. Io mi innamoro ogni volta, è uno dei miei giocatori preferiti per il modo in cui corre, per il modo in cui calcia, per l'ambidestrità, e poi ogni tanto si assenta dalla partita o per 2 o 3 partite e noi questioniamo il fatto che sia un fuoriclasse o meno. Questo è. That's it. Appena tornato dallo stadio ti ho contattato oggi su Instagram, ricordi? Mamma mia, lo stadio non hai idea, non ho voce. Grande Pasquale, sì, immagino tu ti sia divertito. Il Liverpool ha speso in questa sessione di mercato, ma i giocatori di Premier valgono il loro cartellino. Bel modo di porla, Vortanois. Sicuramente è un bel modo di porre la domanda. Sicuramente io ritengo che alle volte in Premier possono anche strapagare certi giocatori, perché hanno degli introiti di diritti TV incredibili rispetto alle altre, quindi possono permettersi anche di strapagare certi giocatori. Come la sessione di mercato l'ha fatta il Chelsea, che hanno speso, quanto hanno speso? 300 milioni, roba incredibile. E quindi è bello quando Davide batte Golia, è sempre bello. Anche è stata a mezzala destra, fa gol a mezzala sinistra, centrocampo fluido, chiave di questo vedi che poi le cose che uno intuisce si vedono sul campo. Per quanto il Liverpool non fosse partita, fare 4 gol in Champions è sempre tosta. Non è tosta, è impossibile, cioè non è che è impossibile, ma è improbabile. Non è che è improbabile, ma non si fa tutti i giorni. Quindi arriviamo a 500. Arriviamo a 500 like. È una questione di cortesia, di felicità intrinseca per una partita incredibile. Sto tornando da Maradona, pozzo pure morire. Che meraviglia. Dai ragazzi coi like. Napoli più forte nei 90 minuti degli ultimi 30 anni, considerando avversario e prestazione. È come vi Pompiero, è impossibile, oggi è proprio impossibile. Forse si rischia a fare il fenomeno che gli avversari lo permettono, e vedi, sono considerazioni che mettiamo tutte in conto. Emiliano, atmosfera incredibile a Maradona, Pocio sul campo, Mertens sugli spalti. Già a leggerlo mi sento male. 55.000 spettatori, notte e calore che mancavano da tempo, fans in love again. Straordinario.
questo punto il Liverpool deve stare attento, tra Napoli e Ajax potrebbe passare un guaio. Vediamo, l'Ajax si è imposta 4-0. Kvaradona! Non vi offendete, amici bellini, loro devono dire Kvaradona è il loro idolo ed è giusto che lo dicano, non stanno paragonando Kvaratskhelia a Maradona, non lo stanno facendo, è un modo per esaltare il proprio idolo che è anche simpatico, lo dice anche Fabio Versati. Per me il nome di Maradona non va neanche detto in vano e per me nemmeno lo stadio si dovrebbe chiamare Maradona, perché poi lo stadio deve essere all'altezza del... Guido Gentile è felice, vi saluto affettuosamente, per lavoro non può esserci ma verrà, contateci, vedi? Bravissima Rita che mi aiuti in questo. Per esempio, cioè, io non è che voglio poi rovinarvi le uova nel paniere, perché noi siamo felici eccetera eccetera. Se la società riuscisse a mettersi a livello di questa squadra, con la voglia che ci mette, l'eleganza che alle volte il Napoli fa certe giocate di un'eleganza straordinaria, ecco, io non posso vedere i palloncini, i fogli A4 la struttura che mantengono le cose, il pranzo UEFA, io non posso vedere queste cose qua. Dici, sì, mi lamento, perché sai qual è il mazzo, sai qual è la considerazione da fare? Tu sei pure fortunato, tu Napoli, che sei a Napoli. Cioè, se tu fai dipende, non fai niente e li inviti solo al ristorante, non dico invitarli a casa di Mertens, mi sembrerebbe troppo, perché poi Mertens è tesserato di un'altra squadra, non può presenziare. Ma tu se non fai niente, è elegante già. Cioè, apri la porta, fai parlare i piatti che sono buonissimi, fai 2 calamaretti e la semplicità assoluta, non li devi nemmeno insozzare di salsette, è già buono. Il pescato del giorno, mamma mia, con eleganza apri una finestra, non devi fare niente, è già ed elegante, non devi fare nulla. Lasciamo perdere. Kvaratskhelia, little brother, is my teammate in the club. Oh my god, vision analysis. Il fratellino di Kvaratskhelia e suo compagno di squadra nel club. Well done. 2 fritture. Quara Junior. Offro 1000 crediti a Fanta per anche siete avvisati. Ragazzi, in questo girone possiamo passare come primi. Calma, testa la partita con lo Spezia, esatto. Poi c'è la partita di Glasgow, esatto. Forza Napoli sempre, esatto. Stiamo facendo godere Manchester sponda Reds, tutti i meme su Twitter, noi che veniamo messi in primo piano da 4-3 e tutte le pagine importanti. Che vittoria internazionale. Io mi sono ricordato, voi vi ricorderete, chi mi segue con più attenzione degli altri, che io ho un amico polacco con cui parlo sempre di Zielinski, parlavo di Milik all'epoca, che è tifosissimo del Liverpool, ma io mi devo divertire proprio, in diretta, e quindi Piotr, no aspetta glielo mando dopo perché devo fare le cose bellissime, perché poi va a finire che mi telefona. Non si possono guardare nemmeno Formisano e Chiavelle vestiti senza divisa. Ma qual è la divisa ufficiale? Hai ragione. Azzurro e rosa, i colori del baby coso. Allora, è un battesimo e l'abbiamo pensato tutti. Beh, per il fratellino di Kvara come minimo i like, ragazzi, abbiamo il fratello di Kvara in live, compagno di squadra, però già è tanto. Una partita storica, 4 gol, 4 è a casa, come diceva Totti, e ha una grande squadra, manca sempre un soldo per fare una lira, meglio mantenere i piedi per terra. Anche Spalletti verso i giornalisti ha cambiato atteggiamento, forza Napoli sempre, ci divertiremo a leggere poi le dichiarazioni, a guardare le dichiarazioni di Spalletti. Sono Gabriele, come stai? Forza Juve e Napoli per il tuo aiuto e per Gabriele, ti abbraccio. Stavi scrivi con calma che poi ti leggo.
Forza Juve un po' meno, ma tu dici anche Forza Napoli e mi fa piacere, e io adoro i tifosi sportivi che poi vengono, ci seguono di tutte le squadre, mi fa veramente tanto piacere. Il battesimo di Bevicino, ecco perché Mertens con tutte le cose, con i palloncini, vedi? Una roba straordinaria. Vale un parere su Lozano, il suo atteggiamento e la sua tendenza a cercare la giocata mi sono sembrate un po' immature. Ok il 4-1, ma l'atteggiamento è sempre parte della partita. Un tuo parere? Sì. Sì, cioè, secondo me l'hai letta bene. È il voler essere protagonista, il voler dimostrare di essere anche lui all'altezza di quello che stanno facendo i compagni. Secondo me Lozano soffre questo continuo, e anche Politano soffrono entrambi questo continuo alternarsi, è come se non entrassero mai poi nella continuità, e quindi soffrono, e lo capisco, però per il bene della squadra non va bene. Hai ragione. Sapevamo tutti perfettamente cosa fare. Reitero, Spalletti da Oscar stasera. Forza Napoli. Puoi abbonarti al canale per ricevere badge, eccetera, eccetera. Alzi la mano chi si è commosso al gol di Simeone. Impossibile non commuoversi al gol del Ciolito, poi con tutta la storia che c'era dietro al tatuaggio. Fantastico. 23 like, non parlo più. Dai, una storia di Rachmani mi hanno mandato. Godo tantissimo. Chi me l'ha mandata? Luca. Godo tantissimo, ragazzi. Elmas con Di Lorenzo, con Mertens in mezzo, con Rachmani e Starace. Mi sento male. Beh, metti a fuoco. No, vabbè, che bellezza. Questa è la bellezza proprio. Mertens che va negli spogliatoi è la bellezza, mi sento malissimo. Luigi! Luigi, ecco qua, lo sapevo, te lo devo far dire perché la partita è andata bene. Alberto, siamo tutti contenti e aspettavo solo te. Allora, a Napoli rubano i punti facilmente. Belle. Una dietro l'altra. Ragazzi, ho una sorpresa. Devo mettere le cuffiette. Aspettate. Non vi muovete. Per un saluto eccezionale, in una serata eccezionale, il nostro Guido Gentile. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera passanti, buonasera Valerio, col tuo permesso, mi senti? Sì. Vorrei salutare tutti capostazione. Sì, salutiamoli e mi sei mancato tantissimo, come a tutta la community che ti reclamava con affetto, e arriviamo a 500 like con la tua presenza. È proprio una serata mondiale, internazionale. Sono contento di riabbracciarti. No, tu sei stato anche carino a portare sempre i miei saluti che erano reali, non erano inventati da Valerio. Le tradizioni del calcio esistono e sono quegli elementi che vanno considerati nella sorta, oggi si chiamano algoritmi, uno prima diciamo nelle previsioni, considerazioni, altrimenti sarebbe sempre scontato stabilire chi vinca o meno. E per ora c'è questa strana, assurda, favorevole tradizione del Napoli nei confronti di Klopp, che ha affrontato spesso da nettamente favorito, no? Perché anche da campione d'Europa, quest'anno come vice campione d'Europa, ma aveva un grande Borussia. Ha segnato finalmente al Napoli, al San Paolo, una squadra di Klopp, cioè il Liverpool, perché il Borussia vince 2-1. Il quando l'abbiamo già introdotto e non è un luogo comune, visto che io li combatto, è fondamentale nel calcio. Abbiamo affrontato un Liverpool molto brutto, è stato molto onesto Klopp, ha detto che non sa dove è finito il suo Liverpool e a lui spetta il compito, il lavoro di
di cercarlo, però è sereno per quanto riguarda l'esonero. È un Napoli che è figlio di Giuntoli. Io sono molto sereno in quest'annata, qualunque cosa succeda. Io vi avevo detto, Giuntoli uno bravo, uno tosto, uno che ha fame, uno che vince, non vincerà a Napoli. La grande preoccupazione è ora che scade il contratto e che vada alla Juve e inizia lì un ciclo vincente. Ha fatto qualcosa di importante, perché Giuntoli non ha preso quello che noi speravamo, noi Callejon, giocatori di 24 anni di grande solidità, incominciato a prendere ragazzi di 21 anni, quindi De Laurentiis potrà fare grandi plusvalenze. 21 anni significa che anche se lo rivendi dopo 4 anni prima di andare in scadenza, chi lo compra 8 anni di carriera, no? Soprattutto il centrocampo. La perdita di Fabian Russo è una perdita che stanno sottovalutando, per dire, perché Fabian Ruiz, questi prossimi 4 anni sono gli anni dove un centrocampista dà il meglio, anche se Modric ne ha fatti 37 e continua a usare destro, sinistra, esterno punta, interno, cioè, come sfiora il pallone sembra che lo calci da scalzo e non con le scale. A me il Napoli è piaciuto con riserva, e non perché devo fare quello che trova sempre il pelo nell'uovo, perché oggi si è visto quello che è la forza di chi vuole emergere, quindi questi ventenni, ventunenni, cioè, ma anche chi non ha l'esperienza di capire quando dare comunque un colpo serio all'avversario per metterlo in grosse difficoltà per un'eventuale qualificazione, perché Napoli non doveva subire gol e doveva fare più gol, visto un Liverpool così brutto, per avere un eventuale arrivo a pari punti, ma non penso, per il Liverpool non darebbero questione, a meno che non ha sbagliato proprio la stagione, avere un vantaggio negli scontri diretti anche in caso di sconfitta al Liverpool per la differenza reti negli scontri diretti. Invece comunque ha tenuto una porta aperta, perché nel secondo tempo quante ripartenze superficiali, egoistiche, dove ha sbagliato l'ultimo passaggio, tante. Noi consideriamo il primo tempo, no? Diciamo, il rammarico del rigore, il tiro parato quasi sulla linea di porta, quelli là, ma quelle ci stanno nell'ottica di una partita. Quanti rigori si sbagliano in un campionato? Quei salvataggi sono salvataggi facili. Se tu vuoi andare sul sicuro, tiri a mezza altezza, dove costringi a questo punto il difensore o a fare una parata e quindi prendersi un ulteriore rigore, o non ce la fa. Rasoterra di pseudo miracoli anche molto più difficili ne abbiamo visti. Il famoso uncino di Grava che toglie con il Napoli-Lecce, diciamo, era molto più complicato, perché lo va a prendere proprio all'ultimo centimetro della linea di porta. Quindi queste secondo me sono delle sbavature che dobbiamo sottolineare, perché al secondo tempo siamo stati molto leggeri, anche proprio nei minuti finali. Ci sta che un ragazzo giovane tenti un tiro a giro che e poi alla fine telefonatissimo, perché Alisson è rimasto in piedi. Guido, secondo te non è stato anche il gol proprio a inizio secondo tempo che ha spento poi quel furore del Napoli? Cioè, abbiamo fatto pure il quarto. La parte buona della partita, perché bisogna sottolineare, sembra che uno è scontento, è che due episodi che a volte l'abbiamo visto in tante partite, in genere, non dico del Napoli, sovvertono l'inerzia della partita, che era tutta a favore del Napoli: palo, rigore, gol, secondo rigore, cioè, due episodi poi ti costano la partita, ma non sono costati la partita per queste due forze, diciamo, contrastanti. Un Liverpool veramente brutto, fuori forma in tutte le zone del campo, e un Napoli affamato. Il primo tempo il Napoli è stato affamato, e abbiamo visto anche un diverso tipo di difesa, di chi, penso a chi non si vergogna quando a metterla in fallo laterale.
sì, anche una piccola possibilità di pericolo, a questo punto rifugiarsi, quelli bravi dicono così, in fallo laterale, in calcio d'angolo, di sistemare la difesa. Ha fatto solo una sbavatura, no? Diciamo, ma i 96 minuti, no? 2 di recupero nel primo tempo e 4 nel secondo tempo, contro comunque vice campione d'Europa, per quanto fuori forma, per quanto in difficoltà, gente che dà il tuo al pallone, ci sta. Comunque io sono sereno per quello che è successo, succederà e quello che prevedevo. Il mio suggerimento, che non è neanche un consiglio, non arriva nemmeno all'ambizione di essere un consiglio, di continuare a essere pazienti e calmi, perché sono ragazzi molto giovani, anche come numero di presenze, no? Noi abbiamo 3 giocatori che hanno abbastanza presenze nel Napoli, sono Di Lorenzo, Mario Rui e ovviamente il capitano Zelischi, perché lui doveva essere il capitano, e questa è una cosa che potremmo pagare lui per esperienza, perché era anche giusto motivarlo per dire adesso farai il definitivo salto di qualità, ma solo per la costanza delle prestazioni, perché che Zelischi abbia capacità tecniche leggermente superiori alla media, lo sappiamo, è il problema che va in intermittenza, non che non sa. Però insomma abbiamo tantissimi giocatori sotto le 50, 3 giocatori che stanno per raggiungere 100 presenze, però ho detto giocatori che non hanno mai giocato la Champions. Abbiamo visto una bella favola oggi di Simeone, ma Sì, ci auguriamo di fare grappoli di gol, ma non è che capita tutti i giorni tu al primo pallone in assoluto toccato, non della partita, di tutta la tua esperienza in Champions League, il primo secondo di gioco, primo pallone, tu fai gol. Potrebbe essere un record assoluto, Sì. come esordio e gol primo Senza tocco. nemmeno che ci hanno abbuffato le orecchie, per usare un termine un po' più gentile, visto il cognome, è predestinato. Senza essere un predestinato ha fatto subito gol e servirà, perché Osimhen, io ho conoscenze ortopediche, diciamo, da chi ci ha rimesso, adesso ho appena fatto una consulenza alla figlia di un amico e ha detto ma come manco i medici erano stati così precisi. No, scherzo, perché Dottor House improvvisati da internet ne abbiamo, quindi attenzione, scherzo e rispetto di tutti i medici, però io penso che tornerà dopo la sosta, quindi salterà pure il Milan, chiaramente. Mi auguro totalmente di sbagliare, però lui ha fatto un segno abbastanza equivocabile, sarebbe anche abbastanza imprudente, visto quello che ci è costato oggi, fargli saltare una partita e poi di nuovo rimetterlo, perché è meglio saltare 3 partite che non 3 mesi. E infatti poi abbiamo visto la questione Pogba che fa molto ridere, si poteva operare prima, poi hanno perso tempo. Questi sono errori da evitare. Guido, è colpa mia, io ti ringrazio tantissimo per essere intervenuto, è colpa mia che devo tenere la live breve. Ti voglio solo chiedere, saluto e ringrazio Luigi che non avevo letto prima, adesso ho capito cosa intendevano dire ieri con quell'attenzione che Napoli è pericolosa. Avevano ragione, come squadra abbiamo rubato punti, ma più che altro l'immagine di vedere Driss che torna al San Paolo / Maradona, un pensiero tuo su Mertens in tribuna, che adesso mi hanno appena girato una foto, è andato poi negli spogliatoi a festeggiare con i compagni. Concedimi un minuto, cercherò veramente di essere proprio, ti ho detto, io sono, basta riprendere tutto lo storico dei mesi passati, no? Molto sereno su quello che sarà il campionato del Napoli, che non vincerà lo scudetto, quindi scordate, devono crollare 3 squadre, quindi toglietelo, non perché uno deve fare il malaugurio, poi l'affronteremo perché Valerio deve andare. Il rinnovamento ci sta sempre in tutte le squadre, altrimenti ogni squadra sarebbe ferma alla fondazione del Genova, della Sampdoria, quindi, come dissi, è consigliabile, no? Quelle famose percentuali che tu, no, hai sempre una percentuale, il 20-25% di senatori, e poi e che tu non la faccia questo grande rinnovamento nell'anno che ha un grande punto interrogativo, no? Perché noi non abbiamo mai avuto un mondiale in inverno, Più anomalo. dove
nessuno di noi ha parametri di riferimento, perché però ci sta, fidiamoci di Giunti, è inutile. Dissi pure, se dovessero andare male delle partite, non state appresso a quelli che diranno, perché lo diranno, avete visto, e noi criticavamo Insigne, no, perché comunque non gioca più nel Napoli, ho detto, no, non ha senso. Quindi tutte queste cose vanno bene, è normale, facciamo operare Giuntoli e i suoi collaboratori e la società, consideriamo il Napoli speriamo che diventi una splendida rompiscatole come mina vagante del campionato, perché se noi entriamo in questa dimensione sportiva quest'anno, allora non saremo mai depressi. Diciamo, il Napoli è una squadra che può fare delle partite anche molto spettacolari. Arrivo a Mertens e poi faccio incavolare per il Lecce. Quelli sono due punti sanguinosi, cioè non esiste, soprattutto con questo Lecce in questo momento. Quando? Però è concluso, perché non ho evaso la tua domanda. Io non ho capito, ciascuno è libero delle proprie idee, per esprimere, soprattutto i colleghi, ma era proprio necessario avere 2 anni e mezzo di insulti che sono continuati, non proprio insulti, ma frecciatine stasera. Io questa cosa non l'ho capita. Cioè, tutto sommato, Mertens e qualche suo... Non è che hanno fatto un'irruzione a mano armata e hanno costretto i vari allenatori a tenerseli in squadra perché erano il capostazione, dici tu non sai giocare al pallone. Avevano un regolare contratto che hanno comunque, mi sembra, onorato fino all'ultimo con grande impegno direzionale. Non lo amavi, caro collega? Va benissimo. Non lo stimavi? Va benissimo. Non mi rompere le scatole però che offendavamo Ancelotti sulla famiglia e poi stai sempre a mettere in mezzo, non è che dal nome il figlio che giustifichi. Non ho mai capito in questi, ma ve l'avevo anticipato che sarebbe successo l'anno scorso, no? Ho detto che l'avevo vissuto da piccolino con Maradona, cioè questa è una delle costanti della stampa napoletana, di alcuni della stampa napoletana. Però ho anche detto, l'avete visto stasera, se ne fregherà. Infatti. Offenderà la società, i compagni, come è uscito Mertens, non solo di classe, aveva indicato anche alla società la strada, aveva tranquillizzato i compagni che sarebbero rimasti, che sono rimasti, ha detto il Napoli continuerà, devono arrivare giocatori forti, ha promesso io appena possibile verrò, ed è bello, simbolico che la partita con Liverpool lui era presente con la maglia di Maradona, quella della Buitoni, con la moglie, con Ciro. Lui sì, il presidente no, vabbè, il presidente, e godiamo. C'è chi lo ama, chi lo odia, chi lo considera, com'è che è stato definito, come altri suoi compagni, magnifici perdenti, cito testualmente. Ciascuno è libero delle sue idee e chi lo ama oggi ha gioito ancora di più per questa vittoria, che per una squadra piccola come il Napoli, no? Che non ha vinto trofei tranne la Coppa UEFA internazionali, possiamo dire comunque è una vittoria storica che serve solo nell'ottica della qualificazione del girone, perché non è una finale, siamo 11 finali, e quindi questa vittoria storica sarà immortalata anche attraverso le immagini delle esultanze della famiglia a questo punto, non perché bisogna c'era anche la moglie, ragazzi, quindi non ha detto vai tu caro, ormai è diventata una cosa scatenata, c'era anche il figlio. Quando il figlio crescerà e vedrà le foto di appena sbarcato a Napoli, il padre che lo teneva in braccio sul golfo di Napoli, non sappiamo cosa proverà, però intanto quello, pur non essendo entrato in campo, chiaramente Mertens non ha contribuito alla vittoria, però è una cartolina che rimane e che incornicia con ancora più gioia, emozione e colori di questa Napoli, perché oggi la serata e i colori anche nella giornata erano tipici della città del sole, e godiamoci. Però non andiamo appresso a chi continua a insultare, che però poi chiama sempre, come si chiama, richiama l'appartenenza, il territorio, napoletanità e cosa c'è. Ciascuno è libero delle proprie idee, Valerio, è anche giusto così, se no sarebbe un mondo molto noioso. Però insomma io non ho capito la necessità degli insulti personali per 2 anni e mezzo. Senza dubbio. Guido, io ti ringrazio tantissimo, Sono stato lungo e mi vergogno. No, però diciamo Mertens lo meritava, la domanda era legittima. Assolutamente. Poi
ovviamente approfondiremo, avremo tempo di andare più nello specifico, perché Fabio si riferiva anche al fatto che era un'altra occasione per la società per farlo salutare, magari farlo scendere in campo. Però io te l'ho scritto in privato oggi che non sarebbe successo. Sì, lo so. Non perché faccio il divino Telma, Gennaro da. Alla fine, quando vi dico solo questo, saluto Valerio, poi tra l'altro sembrerebbe giocare col mio nome, no? Io non credo di essere così bravo nell'analizzare il calcio. È come se io guidassi dopo una bella nottata di sonno, faccio una bella colazione, una doccia, mi vesto, mi metto alla guida e il cielo è terso, quindi tu vedi perfettamente la strada, il semaforo, l'incrocio, ma quella sta rallentando. E determinate persone guidano con la strada, diciamo, proprio nebbia in Valpadana e continuano a tamponare imperterriti, dici tanto paga l'assicurazione che me frega a me. A me sembra tutto molto chiaro e quindi continua a succederà questo senza nessuna pretesa, perché eventuali, diciamo, intuizioni o sfide intellettuali me ne risale, se mai lo fosse, e in altri ambiti. No, è abbastanza semplice. Si è verificato, non mi interessa dire ci ho beccato, mi interessa piuttosto dire l'ennesima occasione persa, detto, però era piuttosto evidente. Fa niente, nel senso, è stato bello, so che abbiamo questa passione non solo tu e io, ma molte amiche e molti amici, c'è anche il Pocio, è comunque mamma mia, il commentatore ufficiale, cioè era per lavoro, anche Cannavaro, il professor Sedorf, però è stato bello rivedere il Pocio, seppur in giacca e camicia. È stata una bella serata, una serata da incorniciare, con due vecchie glorie, non perché sono vecchi come scriveva qualcuno, però detto non più in attività nel Napoli, uno che hanno visto i loro compagni o i loro colori trionfare, e questo è bello, no? È bellissimo. È bello, detto, perché poi mi è piaciuto molto il commento di un'amica Bellina, lasciamo più Valerio al suo lavoro, come io ho lavorato tutti questi mesi e continuano a lavorare. Sì, pare che si possa giocare senza simulare, mani in faccia, interrompere il gioco ogni 5 minuti. Anche Napoli in vantaggio non ha speculato, a volte non ha, come posso dire, affondato il colpo, però non è che ha smesso di giocare, ha fatto una circolazione della palla più prudente. Quindi pare che nel calcio si possa, senza neanche bisogno del tempo effettivo, si possa giocare a pallone, si possa non morire a terra così in maniera incredibile. Ed è sicuramente molto più fluido. Adesso citiamo Valerio, no? La partita più fluida, la partita più fluido il gioco, a prescindere da chi poi vincerà. E averlo fatto con una squadra che fa dell'intensità, del ritmo, del gioco continuo, questo dà soddisfazione, perché noi non abbiamo iniziato la partita, detto intanto cerchiamo di non prenderle, chiudiamoci in un angolo, per citare un po' una metafora della box e non sempre del latino. Quindi questa è una buona strada. Adesso serve continuità, ragazzi. Noi con lo Spezia abbiamo zero. Lo so, abbiamo già detto. Guido, ti abbraccio fortissimo, devo scappare. Amici bellini, un bacio a Guido Gentile, grazie per essere ritornato. Sono rude nel senso rude, che significa maleducato in inglese. Vi devo abbracciare tutti perché è giù e quindi sono in ritardo assolutamente. Ricordate però un segreto, che gli ultimi like che voi lasciate sono proprio per sapere questo segreto.